Duilio, Ines, ora che non ci sono più i figli a casa, come vi trovate? Sai come siamo adesso che non ci sono più i figli? Sì, come Israele e Palestina. Certo. Israele e Palestina, in che senso? Cioè che vivemo uno a contatto e st'altro, ma non siamo buoni ad andare d'accordo. Sì. Alla fine siamo sempre in guerra e l'unica roba che ne unisce un pochettino è il muro del pianto. Il muro del pianto? Sì, e il sportello del bancomat. Capisco, mi spiace, non avete una situazione economica florida, diciamo così. No, ma neanche Messico, niente, proprio nessun status è la nostra situazione economica. Guarda, la cosa che le dico è che avevamo un anno fa parecchi schelli in banca. Bene, Dopo, a forza di andare in terapia da un certo dottore Marta Flavio, mi sono mangiato fuori tutti i schelli. È un omonimo? No, è proprio io, dottore. Senza volerla offendere, Sallo è bravissimo e competente, ma con tutti i schelli che lei ti ha ciavato siamo rimasti senza. Adesso quando andiamo a prelevare a sportello del bancomat abbiamo talmente pochi schelli che non mi domanda neanche il PIN. No. E si contenta di un bonsai. Bene, Luisa Pironi. Yes. Luisa Pironi. Ma cerchiamo di capire chi è Luisa Pironi. Sono me. Sì, è un modo di dire. Allora dicevamo, chi è Luisa Pironi? No? Sì. Devo mandare il curriculum, ti magari telefono l'altro dite, ricordo, vieni a fare il colloquio, ti ho detto sì, vengo. No. Sono me Luisa Pironi. Sì, no, io intendo chi è Luisa Pironi, perché... E allora ti si infiasso, no, scusa ma te lo dico. Sono me. Inglese. Italiano. Lieto. Io stesso. Me. Anche a te. You. You. Me. You e me. Me e you e me e you. E me e you. Tra l'altro mi hai fatto venire in mente una canzone che cantammo sempre quando eravamo a Londra con i miei amici. E me e you e Tony. Simpaticissima. Comunque sono mia Luisa Pironi. Sì, questo è abbastanza chiaro dall'inizio del colloquio. Allora, senta Luisa Pironi, vediamo un po', lei mi parli un po', vedo che fa l'estetista, no? Ha avuto un'esperienza da estetista. Sì, basta. Sai, man. Perché come guarda, un'esperienza terribile. Addirittura. Con questi clienti, guarda, una roba insopportabile. Cioè, proprio... Come mai? Day through high. Però vede, io invece leggo in queste parole una vena poetica in qualche modo. Day through high. Day through high. Cioè nel senso loro attraverso noi. Ed è rimasto qualcosa, no, di questi clienti? No, i day through high, non era in inglese, in italiano, i day through high. Possono massaggiare, schicchiare i ponti neri, i day through high. Sì. Bel lavoro, cosa? Fatica, bestia era. Bel lavoro. Quindi non era un bel lavoro. Crazy. Chi? Crazy. Sì, tomato. Cup of tea.